Attacco frontale della Confcommercio di Venezia al mondo politico veneto, un attacco che parte dal Consiglio regionale dell'associazione di categoria che in tema di salvaguardia del territorio accusa in particolare il presidente Zaia, il vicepresidente Zorzato e l'assessore Coppola di non aver mantenuto le promesse fatte di una difesa del territorio contro la cementificazione e contro la creazione di nuove grandi strutture commerciali, alcune delle quali stanno già chiudendo per crisi. I centri commerciali non sono il demonio, sia chiaro. I centri commerciali in un numero congruo sono un'offerta in più per i consumatori, però quando ci si trova ad essere la regione d'Europa che ha un numero di centri commerciali che è imparagonabile a quello di qualunque altra regione d'Europa, a nazioni intere europee, allora forse viene a domandarsi se sia il caso di avere un centro commerciale ogni 200 metri. La piccola e media impresa, insomma, chiede maggiore collegamento tra le scelte urbanistiche e il commercio e il coinvolgimento dei comuni nei processi decisionali. A molte dichiarazioni scritte, parlate e viste nelle TV del Veneto si passi poi ai fatti. Si deve fare delle norme dove tutto quello che viene d'ora in avanti non possa essere più il ripetersi di quello che è già stato fatto. E questo forse è anche la salvezza per chi vuole continuare ad avere un futuro politico. Intanto la Confartigianato, altra associazione di categoria, ha commissionato in tutto il Veneto un sondaggio politico che sarà portato a termine in 10 giorni nelle 7 province per conoscere le intenzioni di voto degli associati e pesare così di più nell'ultimo periodo di campagna elettorale. E vogliamo questa volta incidere in modo forte, deciso e soprattutto vero quello che è il nostro pensiero, ecco, che attraverso questo sondaggio che avremo qui nel giro di poco tempo poter dire la nostra in modo veramente convinto. Confcommercio chiede insomma scelte alla politica che vadano anche contro gli interessi dei poteri forti per fermare la continua e inesorabile scomparsa di molti negozi dei centri storici, dai piccoli paesi, dai sistemi collinari e montani. Vorremmo far capire a questi signori che ritorneranno a Roma con il Porcellum, quindi che conteranno nulla, saranno là solo per schiacciare un pulsante, che si mettano una mano sulla coscienza e che comprendano che le imprese non ce la fanno più, che le famiglie sono in grave difficoltà.